giornata mondiale contro la violenza sulle donne, testimonianze e iniziative in Veneto per dire basta al femminicidio. Dalle botte alle pressioni psicologiche fino all'omicidio, fenomeni di violenze sulle donne che chiamano in causa vari settori di vita in società. Tirare le fila di un ragionamento dove nessuno può chiamarsi fuori, la Polizia di Stato come le altre forze dell'ordine. In prima linea in questura Marghera le esperienze a confronto. Vediamo. Negli ultimi 12 mesi dell'anno 152 casi di uxoricidio, di omicidio appunto di donne. La prima causa di mortalità per le donne dai 14 ai 44 anni è appunto la violenza da parte dell'uomo. Oltre il 50% degli omicidi posti in essere dagli uomini sono avvenuti a mani nude. Cambiano le cifre ma la sostanza resta immutata, non si ferma la violenza maschile e di anno in anno si misurano le frustrazioni sui tre fronti della prevenzione, protezione e punizione, ma si raddoppiano gli sforzi per invertire la rotta e non lasciare la donna vittima sola nel momento di difficoltà. La Polizia di Stato ha messo a confronto le esperienze, parlano la poliziotta, il magistrato, la psicologa. Il fenomeno va inquadrato non solo come fenomeno giuridico in sé, quindi come risposta, ma in una serie di fenomeni che vanno comunque a intersecarsi e sicuramente far crescere quello che è il lavoro giuridico, sociale e psicologico dei vari operatori che in questo fenomeno tendono a interagire in tutela appunto delle donne. La risposta deve essere più efficiente, più efficace e soprattutto più rapida e la donna deve essere posta nelle condizioni di assoluta sicurezza. Le donne che devono imparare comunque a dire no, bisogna dire no ad un uomo che insiste, ad un uomo che poi può riconquistare con dei regali, bisogna imparare a dire no, basta, prima di tutto amo me stessa.